Ciao ragazzi, benvenuti alla tomba di Giulietta, uno dei due principali luoghi magici, l'altro naturalmente è la casa, che ricordano la tragedia dei due amanti più famosi al mondo. Inizia da qui un viaggio a puntate per raccontare il significato di questi luoghi in cui Shakespeare ambientò la storia e che hanno dato vita al mito di Giulietta che aleggia da secoli sul cielo di Verona. Già, Shakespeare. Partiamo proprio da lui e da quello che viene definito come il plagio letterario probabilmente più celebre della storia, anche se, come capirete, non è del tutto corretto chiamarlo così. Allora, come è avvenuto? Shakespeare diede alle stampe la tragedia nel 1597, circa 60 anni dopo la pubblicazione da parte del vicentino Luigi da Porto della sua storia novellamente ritrovata di due nobili amanti, ambientata a Verona, negli stessi luoghi e con la stessa trama imbastita anche da Shakespeare. Un furto dunque? Della trama sicuramente, ma maturato in un contesto culturale in cui alcuni temi come l'amore impossibile, la faida tra le famiglie, la finta morte, erano temi molto comuni nelle opere degli autori che precedettero Shakespeare e lo stesso da Porto. Masuccio Salernitano, giusto per capirci, scrisse Mariotto e Ganozza nel 1476 con un'impostazione basata su questi elementi. Ma del Giulietta Romeo, discendente dal da Porto, poi vi furono anche altre versioni prima di quelle del drammaturgo inglese, come ad esempio quella dello scrittore e vescovo piemontese Matteo Bandello. Quindi sì, sicuramente fu una trama rubata. Shakespeare del resto non venne mai a Verona e quindi come poteva conoscere anche solo l'organizzazione urbanistica della città se non l'avesse appresa da qualcun altro? È molto probabile che fra le mani gli fosse arrivata la versione dello stesso Bandello tradotta in inglese dal poeta Arthur Brooke, The Tragic Story of Romeo and Juliet, che poi Shakespeare utilizzò come base per la sua tragedia teatrale. Insomma, la storia di Romeo e Giulietta arrivò al drammaturgo inglese dopo diverse rielaborazioni e traduzioni fino a diventare un classico del teatro mondiale, diventato tale però grazie al suo adattamento in versi di altissimo livello. Scomodiamo quindi un attimo il Manzoni. Fu vera gloria quella di Shakespeare? Io credo proprio di sì, perché la trama del racconto non è sua, ma la paternità della versione più spettacolare, più acclamata, con testi di alta poesia, una grande intensità di narrazione, profonda e rappresentata in tutto il mondo, certamente lo è. E fu proprio questo il merito e di conseguenza la grandezza di Shakespeare. Ma non è solo la leggenda a creare il mito, sono da secoli anche i luoghi di Verona dedicati agli innamorati, perché raccontano la storia della costruzione del mito. Ed i protagonisti sono tutti veronesi, vedrete. Continuate a seguirmi perché insieme a me compirete un viaggio sorprendente dietro le quinte della tragedia. Ci vediamo al prossimo appuntamento.